ritrovati a centropagina, un titolo che ci tocca, che ci riguarda. Ne abbiamo parlato proprio ieri con il senatore Scarpa del caos digitale in quel di Portogruaro. Qui siamo a Fossalta e c'è l'ira del sindaco che addirittura invita a non pagare il canone RAI. Non si vede niente, o si vede poco anche a San Donà. Abbiamo detto delle difficoltà di Portogruaro. Queste sono chiaramente delle difficoltà che noi sentiamo, che noi paghiamo, perché su Facebook mi scrivete in tantissimi segnalandomi i singoli problemi delle singole realtà, e certamente per chi fa questo mestiere, non parlo tanto di me ma quanto proprio di chi gestisce le televisioni, è un problema. Anastasia, sindaco appunto di Fossalta, andrà versato solo quanto si potrà vedere la TV di Stato con riferimento appunto al canone. Caro Antenna, gli installatori chiedono dai 50 ai 250 euro, segnale fantasma, canali spariti in centinaia di case, class action per i danni dovuti agli schermi bui. Davvero una vicenda che mi sarei aspettato fosse gestita meglio, perché il digitale non è stata un'improvvisata, si sapeva che arrivava. Leggere questi titoli lascia sicuramente perplesso. Fare un passo indietro: installazione delle antenne. Le antenne? Che devono fare, no? Sì. Immagino. È importante segnalare che la Regione Veneto ha emanato una direttiva dove salire sui tetti, no, si va a determinate condizioni. C'era anche prima, ma in generale adesso è specifica. Tutte le nuove costruzioni devono avere la linea vita, e quindi è obbligatorio dallo scorso mese. Quelli già esistenti devono avere un sistema per cui non si sale più come i gatti, perché poi molti incidenti, che sono poi le cadute dall'alto, che sono il 40% di incidenti mortali, e una buona parte arriva dal chi va sul tetto in qualche maniera. Spesso e volentieri, se noi vediamo i gatti a due gambe, sono chi va a installare antenne, chi va a sistemare l'antenna. Quindi questo è un... Slitta. Parlavamo del digitale, se ne parla anche in provincia di Belluno, dove i problemi sono diffusi. Canali al buio, continua il caos digitale. Il post switch off viaggia nell'etere a macchia di leopardo e la rabbia diventa sempre più forte. Tante le aree della provincia al buio e le soluzioni non sembrano essere dietro l'angolo. Insomma, purtroppo tanti disagi per tante persone, per le quali siamo, e devo dire che siamo orgogliosi di essere una compagnia, però questa compagnia non riusciamo più ad esserlo, perché il digitale non è così facile, tra virgolette, da vivere, da gestire, e si moltiplicano i casi appunto di difficoltà. Nel territorio ancora zone buie, proteste, problemi tecnici, buchi per le emittenti locali, ma anche per quelle nazionali. Questo davvero lascia perplesso. Era il Gazzettino, pagina di Belluno. A Feltre, Basso Feltrino, appunto, vengono segnalati. A Feltre pare che in molti non vedono l'antenna 3. Un problema che deriverebbe da un settaggio delle isofrequenze non ancora perfetto in certe zone. Insomma, una vicenda abbastanza particolare che purtroppo lo stesso Gazzettino dice tocca anche noi.